nelle nostre credenze popolari, diciamo del sud Italia, ci sono delle cose che quando uno muore devono essere fatte. Anche io fortunatamente l'ho vista fare, semmai, una sola volta, due volte, però poi andando semmai qualche volta a trovare purtroppo qualche amico o qualche parente deceduto, diciamo che ho visto, diciamo, cose che a me sembrano strane. Ad esempio, la prima cosa che si fanno, si coprono gli specchi. Anche io quante volte ho domandato a mio nonno perché coprire gli specchi, e mio nonno mi dice che devono essere tutti coperti, se no altrimenti, diciamo, il defunto, guardandosi, diciamo, l'anima nello specchio, può impressionarsi per rimanere nello specchio oppure non voler andare via, diciamo, verso la luce. Questa è la cosa popolare che ancora tuttora qui a sud la facciamo, cioè coprire tutti gli specchi della casa, perché l'anima potrebbe specchiarsi e rimanere intrappolata in questo specchio oppure non andare via, quindi si usa coprire gli specchi perché come diciamo qui l'anima rimane a rinde, cioè rimane dentro lo specchio, perché si guarda, si specchia, paura e rimane qui. Ciao Nunzia. Quindi è una cosa che sembra, diciamo, normale, diciamo normale, però sembra avere una sua. Altra cosa che si usa è mettere una moneta, perché si crede che passando, traghettando dall'altra parte, deve avere una moneta per passare il fiume, diciamo, per passare dall'altra parte. Allora si usava mettere una moneta in bocca al defunto per attraversare, diciamo, il l'aldilà. Doveva pagare tipo un passaggio, tipo il traghettatore che ti traghettava dall'altra parte, diciamo, della riva, come vogliamo dire. E un'altra cosa molto strana che si usa ancora a fare qui è mettere delle sedie davanti al letto del morto. Perché, siccome qui si pensa, parlo del nord e del sud, perché al nord non so come fanno la verità. Oh, ciao Christian, ciao. Allora qui si usa mettere anche le sedie per far sedere le anime dei, diciamo, parenti, amici che sono venuti a prenderlo. E quindi, diciamo, queste 3-4 sedie devono stare libere. Devo vederlo, non lo so. Dopo, semmai vedo, Quindi queste 3-4 sedie devono stare lì e si devono sedere le anime che sono venute a prendere questo defunto. Quindi diciamo, ciao Patti, sono credenze popolari in effetti. Cioè, degli specchi quando si muore perché l'anima, se no, si rispecchia e rimane intrappolata nello specchio o non va via. E vabbè, non fa niente, poi lo vedranno dopo, quindi non è un problema. Quindi l'altra cosa è mettere una moneta in bocca. Le sedie invece lo sapevo, perché dicono che vengono le anime a prendere i suoi amici e pure i suoi parenti, quindi è un'altra cosa che io ho visto molto fare e che mi sono messo paura, la verità, eh. Cioè, parlando con la moglie oppure con il marito, poi dipendeva da chi era quello che era morto, eh. E tutti quanti hanno dato la stessa versione, cioè che il marito, la moglie, il cugino, questo sia che era in punto di morte, prima di morire, vedeva e parlava con qualcuno. Cioè, in punto di morte, qui un mio caro amico vedeva un signore con la barba che diceva, perlomeno da come diceva lui, fai questo che è ora di andare. E la moglie disse che lui cercava di farlo andare via,
delirando, sì, forse perché erano gli ultimi istanti, però la moglie di nascosto vedeva e vedeva proprio che chiacchierava con questa come se fosse reale, cioè dice io non vengo, no, no, è troppo presto per venire, vattene, che sei venuto a fare? E guardava in un punto della casa e non ci stava nulla, cioè capì? Cioè lui fissava un punto, diceva venire da qua, no, no, vai, vai, è troppo presto per me, te ne puoi andare. Oppure qualcuno parlava con la mamma, oppure qualcuno parlava con il papà, poi dipendeva da chi era morto, naturalmente. Io non è che ne ho visti molti fortunatamente, però quei pochi che sono andato a trovare perché conoscevo, ecco, tutti quanti negli ultimi tempi hanno detto la stessa cosa, cioè che il marito, la moglie, il cugino, chiunque esso sia, parlava negli ultimi giorni con qualcuno, qualcuno che non vedeva, quindi diciamo un'anima doveva essere, e che dice dai fammi stare un altro po', poi vengo, non ti preoccupare, cioè come se avesse un colloquio con una persona che nessuno vedeva, a parte lui, a parte lei, poi dipende sempre da chi era, quindi diciamo che nel sud Italia ancora sta cosa, queste credenze si usano, la maggior parte queste due qua, quella dello specchio e quella delle sedie è molto diffusa. La moneta non tanto, non ho visto a volte, però il fatto delle sedie davanti al letto, perché si devono sedere le anime che lo vengono a prendere e coprire tutti gli specchi della casa. Questo. Ah, un'altra cosa, ragazzi, dimenticavo, questa cosa è ancora più strana perché anche io ci ho detto, ma perché? A mezzanotte si usa, quando la persona è morta, a mezzanotte si usa mettere sulla stanza dove sta il defunto una bacinella con acqua, saponetta e una tovaglia appoggiata lì. Chiudere la porta alle 11:50 ed aprirla alle 12:05, cioè verso questo orario qui. Perché si dice che il morto a mezzanotte, siccome lui deve andare in cielo, in paradiso, deve pulirsi, lavarsi le mani, la faccia, diciamo, e andare pulito nella e quindi si usa mettere questa bacinella perché questa è una cosa che avevo dimenticato che ho visto fare e poi che dice che l'anima deve essere pulita, quindi tutti quanti qua alle 11:50 mettono la bacinella, sapone, tovaglia pulita e aspettano, chiudono la porta dove sta il morto e alle 13:05 aprono. È vero, qualcuno ha detto l'acqua era come l'abbiamo trovata, sapone, però ci sono stati pure casi in cui dice che l'acqua pure non si usa fare nulla, nemmeno sotto al video, metti il commento, da me si usa fare così, 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 oppure da me si usa, perché sicuramente non credo che sia uguale, a Sud Italia perlomeno è così, poi può darsi che in centro Italia sia diverso, come pure al nord sia diverso, però questo non lo so, vi dico una bugia, quindi lascia un commento e fammi sapere quando muore qualcuno da te, cosa fanno, diciamo. Mettono gli specchi, mettono le sedie, mettono la famosa monetina per traghettare. Fammelo sapere sotto al video, ti auguro una buona serata, un buon pomeriggio, un buon caffè e ciao al prossimo video.